spesso lì lontanamente, lasciata non restava una mia. Ricordo di giornate e di momenti, di quando mi cominci a divertire. C'era piccino più contenti, appresso a due palloni che correvano, da porto morfata malamente, giocare troppo quanto mi piaceva. Bene, signore e signori, allora buon pomeriggio e ben trovati presso il centro di accoglienza enoturistica qui a Buseto Palizzolo. È da un po' di tempo che latito da questi posti e quindi questo pomeriggio sono particolarmente, molteplicemente lieto di essere qui. Uno dei tanti motivi è dato chiaramente dalla stima che l'associazione IOMI rinnova per la conduzione di proprie manifestazioni e poi perché nello specifico l'appuntamento di oggi vede protagonista un eccellente poeta siciliano, personaggio ormai divenuto di spicco per la cultura siciliana e personalmente anche un caro amico. Sto parlando di Nino Banone. Bene, detto questo iniziamo con i vari interventi. Salve a tutti, allora intanto vi riporto i saluti del Presidente perché ci siamo sentiti poco fa. In questo momento si trova a Gibellina per un'altra manifestazione del Sole d'autunno e quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Io sono grata di essere qui e intanto sono grata perché posso assistere alla presentazione del libro di Nino Barone. Allora, sappiamo tutti che le forme espressive della poesia sono prevalentemente tre. Quella tradizionale con l'uso rigoroso della rima, quella sciolta che non prevede la rima ma il rispetto della metrica, quella libera in cui il poeta può sbizzarrirsi come meglio ritiene opportuno. L'amico Nino Barone ha avuto fino adesso una particolare predisposizione per la poesia in metrica e in questa forma poetica ha pubblicato infatti 3 raccolte di poesie che sono state poc'anzi accennate. Con questa silloge vuole cimentarsi nella forma di espressione libera e senza punteggiatura. Quando leggerete le poesie vedete che la forma è libera e non c'è un punto e una virgola, ma è una forma scelta sì, per risparmiare. Questo stile poetico lo ha elaborato Giuseppe Ungaretti e prese il nome, all'inizio del secolo scorso, e prese il nome di paroliberismo. Nella raccolta L'Allegria, infatti, Ungaretti rielabora il messaggio formale dei simbolisti francesi, in particolare dei versi spezzati e senza punteggiatura. A questo punto, prima di procedere con la musica, quindi cambiamo un attimino la scaletta, nel senso che abbiamo una gradita sorpresa. Questa sera abbiamo una presenza importante, anche lui in qualche modo ha partecipato alla stesura di questa pubblicazione e quindi io avrei il piacere, gliel'ho chiesto e già ho il suo consenso, di invitarlo a darci un saluto ed è con grande onore che vi presento il professore Antonino Serina. Grazie agli organizzatori dell'onore che mi danno di rivolgere un saluto a tutti e un grazie a tutti i presenti. Io sono venuto qua, caro Nino,
esistono le pietre o esiste il tempo? Esistono le pietre quando ce la facciamo pece o esiste il tempo? Esiste il teatro in cui tu reciti col tuo verso e la tua poesia, tua moglie, i tuoi figli e te? Esiste il teatro? O esistono i tempi che si perdono fra primo e terzo e l'ultimo e quarto ed infine tempo? O esiste lo giommaro? Parli di giommaro, mi pare. Sentite, cos'è lo giommaro, Carolino? Cari amici, se giommaro, parola siciliana, vogliamo ritrovarla in un termine fisico, di fisica meccanicistica, lo grommaro si chiama l'entanglement, l'intreccio. Bene, una versione assolutamente nuova di Palazzo Carabella, complimenti al cantante e musicista. E prima di procedere all'ascolto dell'intervento relativo alla prefazione, pongo la vostra attenzione all'ascolto di una delle liriche che sono contenute in questo volume, in questa raccolta di poesie. E per fare ciò abbiamo la collaborazione di un interprete che è stata già presente a diverse presentazioni di volumi del comune amico Nino Barone, che anche questa sera si appresta a concedere la sua voce e la sua teatralità. Quindi l'accogliamo con un applauso, Mariella La Sala. Per chi ha il libro e vuole seguire leggendo, è la poesia alla pagina 64 che porta come titolo Accoglio. Accoglio emozioni e inchio la cesta, faiddi di vita di lume filario che navi rari e affumina che già l'iperisoi pista Sicilia che da sperduta, muta, desolata d'ogni sull'acqua di una fontanetta rompe lo silenzio di una chiazza e morti camminano in capopece coscienti mentre il tempo zoppo arranca. Tutto mi pare nuovo e vecchio, tutto mi pare vita e morte. Bene, grazie a Mariella, e come anticipato è la volta adesso di ascoltare cosa ha da dirci l'autore della prefazione di Peggi senza tempo. Sto parlando di un altro cultore dell'arte trapanese. Buonasera a tutti. Perché è stato poi risparmiare? Perché oggi anche stato in minuto per parlare, sono creativi terroristi della prefazione. Intanto buonasera a tutti, grazie a Nino per avermi coinvolto in questa avventura, sia prima per la prefazione, sia adesso questa serata per presentare questo volume a questo pubblico di amici, ma anche di persone competenti, di praticanti l'arte, la scrittura, ma anche la poesia. Un plauso al duo bravissimo chitarrista e la cantante straordinaria. Poco fa Alberto nel suo bell'intervento ha fatto riferimento all'opera di Nino Barone, al mio intervento sull'opera di Nino Barone, anche al lavoro che ho già fatto, che è stato pubblicato e che spero prima o poi faremo conoscere su mezzi. Detto fra noi, due rugni, due amabilissime, gradevolissime, ma due donne diverse. Mentre l'Abate Neve, meschino ormai molto, non abbiamo alcuna reazione da parte sua, da parte di Nino Barone si caccia lanciando, quindi necessariamente non parlare per forza bene. Tra l'altro lui è ben supportato pure dall'amico con quanta spalla Giuseppe Gerpino, quindi stasera o ne parlo bene o vivo o ne esce. Detto queste poche battute per le ronde di ghiaccio, io vedo che già alcuni di noi hanno il libro in mano, non starò qui a ripetere quello che
ho scritto sul lavoro di Nino, facendo una lunga escursione dai tempi dei suoi esordi fino ai nostri giorni, quantomeno fino a questa sintesi che ho preparato, perché so che poi ha fatto e sta facendo altre. Per interpretare una poesia di Nino Barone. E con noi Adele Catalani. Vedo spiriti da notti incantati, umili di mamma Giau che insultano lo sonno. Mi scanto, ma commoglio e sotto la mia gogia sento voci spaventati, dolori che si mangiano gente, giorni di sofferenza, quesiti, siamo i tuoi pensieri. Grazie. Grazie ad Adele. Come un gatito, canto, canzoni senza fondo, ma non conosco a nero che coglie nome verso e muore mentre nasce all'ombra dello mondo. Sogno un gatito e canto dentro la viaggia dello tempo. Li merrarichi sanno di sta terra e come un cibetto sputo fuoco con boia malancina, profumo di gelsomino e zagare, sugli luci come sciumari che scorrono e vasano, rocchi sperduti o come figurine già monnate. La mia arma è l'arma di sta terra che svapora sangue e sudore e tanfo di monnezza accatastata. Sul mio coccio di mare, sul mio luna selvaggia, sul mio giuri e gramigne, sogno Sicilia. Non ha certo bisogno della mia presentazione, vi assicuro che generalmente per chi conduce quando deve presentare un amico ha una difficoltà in più, perché se si enfatizza troppo si pensa che si sta facendo una cosa insomma fuori luogo. Se però si tende a risparmiare qualche complimento non lo trovo corretto personalmente, togliere i meriti a chi ce l'ha. Quindi a prescindere il fatto di doverlo enfatizzare, ci ha detto Marco Scalabrino, come amico lo facciamo sicuramente, e poi è ricerche artistiche, ognuno prende le sue strade, ci mancherebbe altro. Allora io ho pensato di presentarlo un po' utilizzando quelli che sono stati i suoi versi. Fumo su come un cibetto, assolutamente sì. Profumo di gelsomino e zagari, la sua arma è arma di sta terra. E coccio di mari, sciuri e gramigna. E come Cardillo canta canzoni senza fondo. Nino Barone, adesso. Un caloroso benvenuto anche da parte mia. Io sarò brevissimo. Ovviamente tutto quello che c'era da dire su questo lavoro è stato ovviamente scritto, è stato ovviamente detto.
E io volevo iniziare a fare dei ringraziamenti, a parte voi per la presenza. Desideravo ringraziare ovviamente chi ha patrocinato in maniera, come dire, materiale la pubblicazione, l'associazione Io di Buseto Palizzolo, e ringrazio la persona di Alberto Crescenti, amico fraterno, e l'associazione dei metallurgici di Trapani, che ovviamente mi ha sostenuto in questo progetto editoriale. Poi Alberto ringraziamento doppio, perché ha voluto che questo volume fosse presentato a Buseto Palizzolo. Ringrazio a proposito di Buseto Palizzolo che ci ospita questo pomeriggio in questa splendida location, e ringrazio Marco Scalabrino per il lavoro che ha fatto. Chi di voi leggerà la prefazione, mi auguro tanti, ha fatto un lavoro molto minuzioso, cercando di descrivere un attimino la mia evoluzione, avere un quadro per, come dire, spiegare al lettore qual è stata l'evoluzione, diciamo, di Nino Barone come poeta. Appunto lui ha attinto informazioni dal tempo della Straduzza fino a questa pubblicazione. Un lavoro veramente che vi consiglio di leggere, un lavoro molto minuzioso. E ringrazio il professore Savina in modo particolare, perché è stato uno tra i tanti che sui social network ha sempre manifestato come dire, apprezzamenti e consensi per quelli che sono ovviamente i versi che di tanto in tanto mi capita di pubblicare anche in questi canali virtuali. Niente, pene senza tempo, una scommessa, diceva Marco Scalabrino. Io un po' per carattere mio sono predisposto al cambiamento, cioè io vivo dei cicli nella mia vita, ma non solo nella mia vita poetica. A un certo punto sento come un soffocamento in tutto quello che faccio e ho bisogno di nuovi stimoli per risollevare di nuovo, come dire, risollevare lo sguardo e guardare oltre a quello che già si è fatto. L'impulso, perché la predisposizione c'era già, l'impulso me l'ha dato Marco Scalabrino. Eravamo a Siracusa e discutevamo, eravamo impegnati ad un concorso di poesia dove avevamo fatto i giurati e discutevamo al B&B prima di andare a letto sulla poesia, sulle solite cose che si discutono quando siamo insieme. Lui a un certo punto parlavamo proprio di questo: tu devi andare oltre, perché lui effettivamente un po' a tutti noi del gruppo ci ha sempre consigliato di andare oltre, di vedere oltre quella forma tradizionale, popolareggiante che dir si voglia. Lui ci ha sempre stimolato. Lì per lì mi ha detto: tu non riesci perché non c'hai un progetto, cioè non c'hai il progetto mentale. Io lì per lì tutta la notte ho, come dire, fatto zuppa a queste parole che Marco mi aveva detto. Dico, ma il progetto, ma di quale progetto parla? Ma perché la poesia si può progettare? Cioè io posso progettare. Poi andando a fondo, interpretando poi il pensiero che voleva dare Marco a questa proposta, effettivamente voleva dire il progetto in relazione all'approccio che tu con la poesia, e questo è il vero senso. A questo punto ho detto: ma perché no? Perché non comincio a pensare? Questa è stata però, come dire, la molla, l'impulso, ma io evidentemente ero già pronto al cambiamento. A questo punto ho cominciato a scrivere queste poesie e vi dico la verità, e sono sincerissimo, io ho cominciato a sentire un gusto nuovo nel comporre una poesia. Perché? Perché non solo ho potuto dare maggiore profondità al pensiero, il pensiero di Pece senza tempo, cioè il pensiero poetico, cioè quello che io voglio dire con questo stile di poesia, è un pensiero molto più fedele rispetto ad una poesia bella, riuscita bene, di una poesia mia. Io questo lo dico senza, come dire, non ci credevo neanche io. Ma non solo, ho potuto spaziare meglio in quello che è il lessico siciliano, per quelle che sono le mie
competenza evidentemente. Cioè questo stile di poesia non solo mi ha dato la possibilità di, come dire, lavorare sulla profondità di pensiero, ma mi ha dato anche la possibilità di mettere in atto finalmente quelle che sono le mie competenze, le mie conoscenze per quanto riguarda il lessico siciliano. Vi accorgerete, leggendo il libro, che io utilizzo versi, io li chiamo universali, versi che non sono prettamente del mio territorio, non sono trapanesi, io utilizzo versi catanesi, utilizzo versi modicali, per me quando un verso mi piace io lo inserisco nel mio vocabolario, ho questa concezione della lingua unica, con tutte le inflessioni, le sfumature che la lingua siciliana ha, con i suoi dialetti, i suoi vernacoli, insomma, e tutti i suoi substrati. Dico che la poesia e rima comunque condiziona. Non è un ingabbiamento, ma la poesia e rima, cioè seguire i parametri della metrica, seguire le sillabe, gli accenti, un condizionamento c'è. Il poeta viene condizionato. Ora, il poeta bravo si lascia condizionare poco. Il poeta meno bravo si lascia condizionare molto e magari si imbatta delle banalità. Noi vediamo che ci sono delle poesie in rima che sono belle, ma magari ci sono quartine che sono talmente banali messe lì perché ovviamente c'è un discorso di rima e di sillabe che deve combaciare. Ecco, racconto anche una saggia provocazione che Marco Scalabrino cita nella prefazione. Lui dice questa scelta di Nino ovviamente mi chiede indirettamente se questa scelta sia stata meditata o rimediata. Io dico che io tutto quello che ho fatto, tutte le scelte che ho fatto, rispondo con molta sincerità. In poesia nessuna cosa può essere rimediata. Quando c'è poesia non c'è rimedio. Il poeta che rimedia è un poeta falso, e il poeta falso tradisce se stesso essenzialmente e poi anche gli altri. Io ho cercato invece di meditare, ho meditato tanto prima di scrivere la prima poesia, contemplato, mi sono guardato dentro, io ero già pronto al cambiamento e quindi ho accolto questa mia attrazione su quest'altra forma e voglio continuare a portarla avanti. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e buona continuazione. Mi faccio bastone di legno santo per tenere i tuoi passi da sto mondo, zappone per farti coltivare la tua terra e saziarti, baulo per farti salvare le tue sonne, mi faccio vento per accarezzarti con lo sciato dell'amore, mentre cammini per le strade di Romagna, mentre coltivi la tua terra, mentre cerchi dallo baulo tanticchia di mia. Facci solute, occhi pertuso scavate con le pale dello pianto, figlie di un altro mondo, limossinano la vita, amore anniate, coi campa trova un'altra terra, d'ogni valore, sono peggio delle pomme, d'ogni promise non figliano certezze, colui più fortunato.
paese senza onore, servo della Germania, pretende di cavalcare ogni di maroso, ma si condanna a morte. Paese senza core, chi cogli le pizzame di Briogna per fare il ritratto, ma non vuole chiuso sto capezzale. Paese senza orgoglio, che sputa la sua storia e fa lo vasamano a convenienza, fabbrica appetito e offende l'onestà. Bocche aperte aspettano sostanza. Lo verso me più bello, mia moglie. La mia poesia più infuta, i miei figli. Questo è lo mediato e recito quindi la mia vita. Lo resto è solo spazio dove mi cortevo sto giovane d'amore. Detto questo, siamo pronti proprio a chiudere questa manifestazione, quindi io voglio concentrare ringraziamenti e saluti per tutti i presenti e per quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. E vado a chiudere con un pensiero. Io volutamente questa sera non ho parlato di tutto quello che ci sta propinando la televisione in questi giorni. E a volte siamo abituati ormai a cercare chissà che cosa, pensando che più abbiamo meglio potremo stare più tranquilli. Però a volte, vedete, il troppo volere ci porta all'esaltazione. E invece io, sapete cosa penso? Che a me mi piace l'una quotidiana, mi piace l'eterna danza, lo nesci in capo di larrina, lo cruciverso di la scuma bianca, la cazzica di l'alba in volo e le notti di novento che leggio d'una sprizzi di frescura. Mi chiudo l'occhio e insieme a Nino Barone che ha scritto questi versi volo. Grazie di essere stati qui. Buonanotte.